Per il secondo anno consecutivo, solo delusione per i fan di Luca Zingaretti, il montalbano di Camilleri, tornato ad Agrigento per delle nuove riprese, questa volta alla casa natale di Luigi Pirandello. Dicevamo della delusione dei tanti fan agrigentini tenuti a debita distanza. Tra il pubblico messo da parte con modi garbati ma decisi, molte signore, qualcuna delle quali avrebbe pure chiesto le ferie in ufficio pur di non mancare all'appuntamento e vedere da vicino il proprio idolo. Tutto inutile, purtroppo, per chi si è dovuto sobbarcare l'attesa sotto il sole. Ancora una volta quelli della produzione e lo stesso Zingaretti non hanno permesso a nessuno di avvicinarsi per una foto o un autografo. Era già successo lo scorso anno al Tempio di Giunone, addirittura con gli addetti al trasporto dei bagagli che hanno rimproverato un operatore che si era permesso di riprenderli. Bisogna però convincersi dell'importanza del pubblico perché la scelta di girare ad Agrigento nuove scene del Montalbano televisivo senza dare la minima possibilità alla gente di avvicinare per un secondo i protagonisti è inaccettabile. Nelle zone del Ragusano attori e cittadini hanno fatto l'abitudine a convivere tutti i giorni. Ad Agrigento, dove Montalbano è stato partorito, non si concede nemmeno un sorriso agli ignari spettatori che hanno visto come unici privilegiati sul set il sindaco Lillo Firetto e il suo portavoce.